Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella pillola del vostro maledetto veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo di quando si arriva a aver fatto degli errori e non si capisce come mai arriva giù la castagna. Ma prima di iniziare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard, al canale del vostro maledetto veneziano. I link sono sotto qui in descrizione. Se volete abbiamo anche un bel sito, il sito è capitano.altavista.org, che diciamo che è un punto di riferimento a livello italiano per poter scaricare degli ebook gratuiti di radionica radiostesia. Con tutte le istruzioni, hanno già scaricato più di 150.000 ebook gratuitamente e il Magnetto Veneziano ha donato all'umanità circa 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostatici. In più abbiamo anche in questa zona, in questo sito, abbiamo anche una sezione shop per chi vuole acquistare prodotti professionali tipo sigilli, il pendaglio, operazioni di alta magia operativa e quant'altro. Bene, detto questo, vi ricordo che abbiamo anche un gruppo Radionica, Radiestesia, Terologia ed Ermetismo, in cui siamo più di 1300 e i link sono sotto qui in descrizione per poter raggiungerci. In più abbiamo anche su Telegram un piccolo gruppo che cominceremo a riprendere in futuro. Siamo lì anche più di 250 e lo gestisce anche Milas, il Degara, Magnetro Veneziano e Milas. Bene, parliamo un po' di queste situazioni in cui molte persone arrivano a un certo punto e patatrac succede qualcosa che ci sta a indicare che abbiamo sbagliato. Ma molti non sanno che quando succede l'errore o il karma, chiamiamolo come ho detto, o la batosta o la legnata, non è che succede in quel punto lì, succede perché molto tempo prima, magari anni prima, si è fatto o si è preso delle decisioni e sicuramente mancavano le conoscenze, mancavano le competenze, mancavano l'intuito, l'estro, no? E di conseguenza qui è nata la deviazione e qui si è visto l'effetto. Quindi le persone sagge, no, che sanno di non sapere cosa fanno, cercano dei ammortizzatori perché sanno che sicuramente nella vita qui, se partono da qui arriveranno e avranno un colpo. Il De Gara Maledetto Veneziano hanno ideato questo ciondolo, ad esempio, che è un ammortizzatore perché ci sono um, come si dice, 8 forze vibrazionali che aiutano a parare certi colpi. Perché? Perché le persone sagge, no? Sanno che non possono fare tutto da sole, hanno bisogno dei paracaduti e sanno che sicuramente nella vita avranno dei colpi e di conseguenza bisogna cominciare a parare. Altre persone fanno fare riti operativi perché, come vi ho spiegato in tante altre pillole, chi comanda, scusate, l'eterico comanda il mondo. Quindi, quando vi succede qualcosa, ad esempio qui nella vita, e avete magari 50 anni, non è perché lì siete stati sfortunati, è perché a monte avete creato tutte quelle situazioni senza rendervene conto, senza avere protezioni, che vi hanno poi portato a prendere il colpo, la legnata, dopo magari 20 anni, no? Magari avete semplicemente fatto un errore di gioventù, non si è reso conto del valore di questo errore e di conseguenza. Allora, cosa si può fare per alleviare queste cose? Il colpo arriverà perché il karma è karma, non è che uno può prendere un paracadute e poi non tocca a terra. Prima o poi bisogna toccare a terra, però si tocca a terra con un paracadute o si tocca a terra senza paracadute. Lì poi sta nella saggezza delle persone. Chiaro che bisogna sempre lavorare su se stessi, sempre, non perché oggi va bene e domani, cioè il concetto è molto semplice, cioè nella stalla le vacche si curano quando sono dentro, non quando sono scappate fuori. Quando sono scappate fuori il lavoro diventa 10 volte più difficile e dopo è chiaro che ci sono delle variabili che non si conoscono e non le conosce neanche l'operatore. Quindi il consiglio al vostro maletto veneziano è di attivare tutte quelle procedure, anche iniziando solamente ai circuiti radionici gratuiti che il Maledetto Veneziano mette nel sito del capitano.intervista.org, il link sotto qui in descrizione, si stampano. Ma non si può pensare
che con delle paroline o mettendo il nome dentro profili arrotolati, arrugginiti o dorati, si risolvono i problemi, perché ci sono chiese di Stato che da 1600 anni continuano a ritualizzare ogni sabato e domenica e quando non c'è questa ritualizzazione durante la settimana fanno fare i rosari. Capite che quindi queste egregore devono essere sempre mantenute per poter tenere forte questi campi vibrazionali che proteggono queste strutture. E quindi anche voi in fondo siete una struttura, un simbolo, no? Le persone sono degli elementi che rappresentano dei simboli. Quindi anche il vostro simbolo, che è poi la vostra persona, deve essere protetta da questi, come si dice, influssi vibrazionali negativi. Bene, per il momento è tutto, grazie di avermi ascoltato. Qui sopra c'è il numero, eventualmente per un consulto a pagamento, 20 euro, 45 minuti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.